Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi una volta di più il Signore ci chiama amici. Vogliamo allora essere veramente amici del Signore e fare la sua volontà, chiedendo innanzitutto il suo aiuto e il suo perdono. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Signore, di conformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché con la forza perenne ci protegga e ci salvi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli Apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda chiamato Barsabba e Silla, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria, di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altri obblighi, all'infuori di queste cose necessarie, astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontano da queste cose. State bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Parola di Dio. Ti loderò fra i popoli, Signore. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.
Voglio cantare, voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore e fino alle nubi la tua fedeltà. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ti loderò fra i popoli, Signore. Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Lode a te. Ascoltando il racconto degli Atti degli Apostoli, un'espressione mi ha colpito questa mattina e ve la riporto. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo all'infuori delle cose necessarie. È parso bene allo Spirito Santo e noi. E immediatamente mi è venuto un riferimento ai giorni nostri, come dire che ancora, dopo più di 2 millenni, ancora ci perdiamo negli stessi intoppi, dove cerchiamo a forza di diventare gli autori della nostra vita invece che esserne i protagonisti e lasciare a Dio di scrivere la nostra storia. E il riferimento mi è venuto spontaneo all'ultimo conclave. Quante chiacchiere sono state fatte, quanti pronostici, quanti riferimenti, quante pagine sono state scritte e alla fine lo Spirito Santo e coloro che erano riuniti insieme hanno scelto Papa Leone. Una realtà che va al di sopra delle nostre congiunture, perché una sola è la realtà che dobbiamo tenere a mente. Il Signore ci ha scelti e ci ha chiesto di amare. Queste sono le uniche cose che dobbiamo fare.
Lo Spirito Santo, attraverso appunto la volontà di Dio, ha scelto ognuno di noi perché ognuno di noi sia capace di amare. Il resto sono illazioni, sono congiunture, sono meri modi di cercare di tirare l'acqua al proprio mulino, di fare i propri interessi, ma non è la volontà di Dio. La volontà di Dio è quella di amare. Così come appunto per il popolo di Israele, per i primi cristiani, sono stati mandati alcuni che parlavano a nome loro e non a nome degli anziani e dei presbiteri riuniti a Gerusalemme e volevano imporre la loro linea. Così, per grazia di Dio, lo Spirito Santo ancora agisce e gli ha detto: non fidatevi di loro, fidatevi di Giuda e Sila, che sono stati mandati proprio perché sono stati tra i primi coloro che hanno visto la risurrezione e ne danno conferma. Così per noi, quante chiacchiere, quanti discorsi vani, quanti vogliono imporci chissà quali regole per poter arrivare a Dio e ci dimentichiamo che in realtà è Dio che è venuto a noi. Il compito nostro è quello di aprire le porte a Cristo. Lui è già venuto, Lui viene ancora nella nostra vita. Non dobbiamo andare in cerca, dobbiamo lasciare le porte aperte per poterlo vedere. Se il Signore viene nella nostra vita ma tutte le persiane, le saracinesche e le porte sono chiuse, difficilmente lo vediamo. Se invece apriamo la nostra porta, le nostre finestre, ecco che possiamo anche noi vedere la gloria di Dio e renderci conto che il Signore è già venuto nella nostra vita. Perché è Lui che ci ha scelto, è Lui che ci ha voluto e Lui ci chiede una cosa sola: di amarci come Lui ci ha amato. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi a noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi
cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutte. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri e diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia
che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Anna, Rosa, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dal comandamento dell'amore, fiduciosi ci rivolgiamo a Dio con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. La potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, non abbia pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, il suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Sessantasei. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi, una
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua, che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori alla scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat
La ricerca sul cancro ha bisogno di te per creare nuovi momenti insieme, per continuare a migliorare le terapie e sostenere i nostri pazienti. Con un tuo piccolo aiuto possiamo davvero cambiare il futuro. Devolvi il tuo 5 per 1000 allo IOF. Firma nel riquadro ricerca sanitaria e scrivi il codice fiscale 0407 4560 287. Il vero motore di ricerca sei tu. Ascoltare la natura non dà solo un senso di benessere, ma richiama anche alla sua tutela. Sono circa 32.000 alunni e studenti dalla scuola dell'infanzia all'università che sono stati coinvolti nel progetto La Natura Insegna 2024-2025, promosso da EITRES. 1.800 interventi nelle scuole. Tante sono state le proposte durante l'anno scolastico volte a far crescere l'attenzione e a promuovere comportamenti